problema è che tanta gente ridà grosso valore al fatto di poter confrontarsi con altri e non è una cosa difficile. Tenete presente che il primo incontro che è stato fatto ad aprile a Milano è stato un mio impegno, impegnativo sì, ma molto piacevole, di contattare delle persone, trovare una location e semplicemente fare incontrare queste persone. E già da lì è nato tanto, perché conoscendoci, guardandoci in faccia, sapendo cosa stiamo facendo, capendo su che mercato andiamo e come lo stiamo affrontando, il primo passaggio semplicemente sono state delle sinergie che sono nate e che stanno sviluppandosi. Ovviamente questa cosa qua non è stata la fine di un processo, ma è stato proprio l'inizio, perché ho detto, bello, adesso che l'abbiamo fatto una volta vorrei rifarlo, vorrei approfondire, vorrei mettere assieme queste start-up per avere uno spazio comune di confronto verso quelli che, da cui queste start-up potrebbero avere dei vantaggi, quindi gli albergatori, gli enti e quant'altro, e dall'altra parte per queste start-up organizzare degli spazi e dei momenti di visibilità. Vedo che vuoi farmi una domanda. Sì, voglio farti proprio una domanda, bravo, perché in realtà, visto che ci sono tanti ragazzi in sala, con una risposta a bruciapelo, secondo te da imprenditore e da imprenditore anche, diciamo, del turismo 2.0, provando a riassumere con un'espressione forse brutta tutto questo mondo, quanto consigli a questi ragazzi che ti stanno guardando e che non guardi di investire in questo settore, cioè appunto nel turismo e nel turismo connesso ad internet, e quanto invece gli consigli di cambiare strada e di fare altro? Con un numero. Al 100%, è troppo facile, nel senso che adesso tra l'altro è troppo facile perché io in realtà ho la fortuna di in qualche modo avere 3 start-up e quindi ne ho visto. Grazie, saluto tutti. Ho la fortuna di avere 3 start-up. Non è necessario, nemmeno meritato. E quindi io lavoro, ho una startup che si chiama Save the Mom, che si occupa di famiglie. Ho una startup e collaboro con Audioplace, che è una startup sul turismo, e collaboro con un'altra che si occupa di matrimonio. Devo dirvi, non perché sono davanti a voi, ma senz'altro quella delle 3 che ha un mercato davanti potenzialmente più grande e dove ci sono spazi di crescita più importanti e più immediati in termini di monetizzazione, è senz'altro quella del turismo.